Autorità civili, militari e religiose presenti, ma soprattutto un grazie di cuore ai numerosi studenti e studentesse che questa mattina sono qui con noi a testimoniare quanto la nostra presenza sia un buon auspicio per sconfiggere la mafia. Porto il saluto della Consulta Provinciale degli Studenti e dunque di tutta la plenaria, di tutta la Giunta che hanno collaborato in modo eccezionale all'organizzazione di questo evento. Ringrazio la dottoressa Musella per l'invito, la dottoressa Annalisa Tiberio per gestire in maniera veramente corretta e perfetta anche il nostro organo istituzionale, nonché un ringraziamento a Samuel Scandola che ha curato la parte musicale che avete visto e vedrete nei successivi atti. Cosa dire? Posso dare anche un ringraziamento a tutti i presidi, ai dirigenti scolastici, ai professori che hanno accompagnato qui i propri studenti, dando dimostrazione di un concreto impegno e sensibilizzazione per i giovani in merito a questo tema. Ci troviamo al ventennale della morte di Paolo Borsellino, il quale disse: se la gioventù negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. Allora, cari amici e cari amiche, uscite da questa sala pensando in una cosa: anche voi siete un tassello fondamentale che può diffondere legalità e speranza. Grazie di cuore.